È ancora presto per fare una stima dei danni subiti dall'agricoltura dopo l'ondata di maltempo che ha colpito Padova e parte della sua provincia. I tecnici sono al lavoro sui 4.000 ettari tra due Carrare, Maserà e Albignasego che sono stati colpiti. Per le associazioni di categoria il responsabile è uno, la cementificazione. La cementificazione è il problema maggiormente che lo vediamo poi in questi momenti. L'acqua non trova scolo nel terreno agricolo e quindi con la cementificazione l'acqua corre dall'alto verso in basso e quindi soprattutto le aree quelle più vulnerabili, quelle più basse, vanno in grosse difficoltà. Oggi vi è la necessità di fare interventi strutturali, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha già in programma interventi strutturali su questo, come i bacini di eliminazione nei colli ugani, che danno la possibilità di trattenere l'acqua nel momento in cui ce n'è tanta per appunto sofferire in maniera positiva poi l'andamento dell'acqua nelle pianure. In questi giorni è partita anche la vendemmia, che però è stata rallentata dalle piogge che hanno flagellato il territorio. Oggi la vendemmia è stata bloccata su quasi tutto il territorio provinciale perché i terreni sono bagnati, quindi non c'è la possibilità oggi di fare vendemmie su alcune aree. Pensiamo che in questi giorni il sole dia ragione ai nostri viticoltori, quindi la vendemmia può ricominciare tranquillamente fra qualche giorno e penso che la vendemmia oggi sia un elemento importante e quindi la vendemmia dia la risposta anche concreta ai nostri agricoltori.